124,6 milioni di euro, 146,7 dei quali finanziati direttamente dalla Regione. È l'importo che il Veneto ha a disposizione per il complemento di sviluppo rurale, programmazione 2023-2027. Alla Corte Benedettina di Legnaro un incontro organizzato dalla Regione per presentare agli operatori del settore i bandi per innovazione e cooperazione. Questa dotazione viene investita su 6 priorità che fungono da guida del complemento. La prima riguarda il ricambio generazionale, i giovani agricoltori, la seconda i temi della sostenibilità ambientale, la terza riguarda l'innovazione, quindi sono priorità di estrema attualità. Queste priorità guidano la scelta di 44 interventi, cioè 44 strumenti di sostegno, 44 tipi di bandi, che consentono agli agricoltori e agli operatori del mondo rurale di avere un sostegno ai propri progetti di sviluppo in chiave di innovazione e di sostenibilità ambientale. Nutrita la presenza di imprenditori e consulenti delle aziende agricole, dell'agroalimentare e del forestale veneto per comprendere come sfruttare al meglio le risorse a disposizione, alcuni alle prime armi, molti altri già esperti nella partecipazione ai bandi, come Condifesa TVB, capofila di un interessante progetto. Abbiamo voluto sostanzialmente provare a realizzare un nuovo modo di monitorare i patogeni in campo, in particolare era un sistema di supporto decisionale per il vigneto che aiutava gli agricoltori a eseguire i trattamenti fitosanitari in maniera coerente. Per noi i PSR Veneto sono stati una risorsa straordinaria, perché ci hanno aiutato a scegliere gli investimenti su cui indirizzarci. Oggi qui per comprendere ancora meglio quali sono le opportunità da cogliere. Sì, con questi CSR che ora si chiamano, e sono così per capire qual è la prospettiva, no? Perché progetti ce ne sono tanti. Tante le novità per i 5 anni di programmazione. Le opportunità di finanziamento sono interessanti e possono agevolare in una fase delicata come quella di una riconversione aziendale o comunque di un investimento per innovare il proprio assetto aziendale. Però il driver principale è l'imprenditore con i suoi contenuti di idee, di prospettive. Nell'incontro è stato anche presentato in anteprima lo spot pubblicitario della campagna Le nostre radici, il futuro della terra, che mira a rendere tutti partecipi allo sviluppo rurale in Veneto.